Ciao a tutti e benvenuti a Crafting Connections, il video podcast di Padova Stories e Digital Artifacts, dove si parla di professioni del futuro del nostro territorio con un solo obiettivo: dare delle dritte concrete a chi si immette oggi nel mondo del lavoro. Questa seconda stagione l'abbiamo realizzata in collaborazione con Confindustria Veneto Est, che ringraziamo, e soprattutto con l'ITS Digital Academy Mario Volpato, di cui noi abbiamo qua il nostro direttore, ma soprattutto gli studenti in studio. Grazie ragazzi per essere qua con noi. E naturalmente non mi dimentico della bellissima location in cui abbiamo la fortuna di stare. Siamo ospiti di Inalesso, nostro partner tecnico, nel loro showroom di Rubano, che da oggi diventa lo studio di Crafting Connections. Io sono Alessandro Pittoni, founder di Padova Stories e Digital Artifacts, e oggi ho appunto il piacere di avere con me Stefano Ziroldo, direttore dell'ITS Academy Mario Volpato. Buongiorno a tutti, ciao Alessandro, grazie dell'invito. Benvenuto a te e benvenuto a Crafting Connections. Allora, partiamo dalle basi, noi cerchiamo di parlare proprio base, e quindi immaginati che io abbia 17 anni, quindi sono più giovane, probabilmente più basso, con meno barba, e non so cosa fare da grande. Però un amico mi ha parlato dell'ITS. Io dico, cos'è questo ITS? Un po' come Volpato diceva, cosa sei ste camere di commercio? Di commercio. Prova allora a spiegarmi in maniera semplice che cos'è l'ITS e che ruolo hai come direttore generale all'interno dell'ITS. Beh, il ruolo è facile, sono direttore, quindi ho la responsabilità di guidare questa realtà che è tecnicamente una fondazione di partecipazione, una fondazione quindi che ha lo scopo di essere partecipata da chi? Da coloro che l'hanno fondata e che sono magari aziende che ne fanno parte. E quindi parliamo di tutto un mondo delle imprese, di cui Confindustria poi è il punto di riferimento, il sistema degli enti di formazione, quindi Forma Veneto e le varie realtà che le compongono, scuole, Università di Padova e tante imprese che in qualche modo cercano, attraverso la presenza nella Fondazione ITS, di poter dare il loro contributo in un processo di formazione dei giovani. Ecco, questo in qualche modo connota già quello che può essere uno sguardo di che cos'è e in qualche modo come può essere veicolato a un giovane. Noi siamo una fondazione ITS Digital Academy che è intitolata a Mario Volpato, quindi con uno sguardo che tenta di guardare il futuro lungimirante rispetto a quello che è un processo, diciamo, di trasformazione digitale in atto, e quindi formare giovani nei vari ambiti dell'ICT e della comunicazione per cercare di dare energie nuove in questo processo di trasformazione. ITS quindi che cos'è? È un istituto tecnologico superiore, un canale parallelo, diciamo, e professionalizzante rispetto a quello accademico dell'università, che si rivolge a tutti gli studenti dopo le scuole superiori in vari ambiti. Il nostro è l'ambito per appunto ICT e comunicazione. Chiaro, e tra l'altro ci sarebbe un copione, ma insomma siamo un po' in confidenza, ce ne freghiamo. Io vorrei cogliere l'occasione per chiedere ai nostri studenti: ma quanti di voi conoscono Mario Volpato? Cioè sanno chi è, cosa ha fatto, il suo percorso? Meno male ci hanno spiegato. Ok, beh, siete tutti preparatissimi, però io coglierei l'occasione per parlare dell'operazione bellissima che stiamo facendo. Cioè, ok, tipicamente negli enti di formazione, le scuole, quello che volete, si danno, come dire, si intitolano a qualcuno. Raramente l'ente stesso si prodiga nel cercare di spiegare e diffondere chi era quel qualcuno. E credo che noi, con il nostro documentario su Mario Volpato, mi ci metto dentro perché noi siamo appunto la casa di produzione, stiamo dando veramente un punto di atterraggio per tutti coloro che vogliono sapere la storia di un grandissimo imprenditore del nostro territorio. Cosa ne pensi, Stefano? Allora, intanto dico che è poco conosciuto. Spesso quando vado e intesto la fattura a pagare: ma sei tu Mario Volpato? Questo è bello. No, intanto dico, di solito vengono intitolati a chi non c'è più, innanzitutto, corretto. tendenzialmente. Dopodiché però è un segnale che è un personaggio straordinario, però poco conosciuto in un territorio che in qualche modo lo rappresenta in pieno, che è il nostro Veneto, il Veneto del Novecento, che ha visto in grandi persone, tra cui Mario Volpato, persone che hanno saputo interpretare quello che era una trasformazione industriale in quel momento, ponendo le basi di tutto quello che è il successo imprenditoriale che è avvenuto dalla seconda metà del Novecento fino ad oggi. Mario Volpato, quindi, e ringrazio anche Padova Stories in questo connubio. Grazie. E ringrazio Camera di Commercio, ringrazio Certo. tutti gli attori
che in qualche modo si sono prodigati in sposare in pieno questo progetto, che è nato da un'idea, da un'intuizione, da un incontro con la figlia che abbiamo incontrato per la prima volta al Big Day 2024, dove in qualche modo lei ha lasciato dei messaggi nel rapporto intimo familiare con il suo papà, quindi non la figura dell'imprenditore, non del professore universitario, non del visionario lungimirante, ma del padre, quindi un rapporto familiare che ci ha aperto gli occhi su una storia che potesse essere raccontata. E così è accaduto. E quindi il film, che credo tra poco sarà presentato, secondo me è un bellissimo patrimonio per noi innanzitutto, ma per la città, per il Veneto e per in qualche modo la storia industriale e visionaria dell'Italia moderna, insomma. E aggiungo proprio una figura di un uomo, di un visionario, di un matematico veneto che, rimanendo a Padova, ha poi posto le basi per delle rivoluzioni tecnologiche che hanno segnato il mondo intero, traffico dati, traffico merci, quindi insomma si può fare business stando a Padova e stando in Veneto. Questo è un po' il messaggio che ci tenevo a lanciare. Tanto più oggi, con questa nuovo modo di agire nel mondo dell'impresa, di cui lo spazio spesso con i sistemi digitali moderni sparisce, un po' si destruttura. Posso essere da qualsiasi, quindi non ho bisogno di spostarmi e di andare. E quindi nello specifico non ho bisogno di andare in Silicon Valley per essere un grande imprenditore, ma lo posso fare da qui. E questo è accaduto con lui, che agli inizi del secolo scorso ha iniziato a studiare in modo graduale, stimolato da figure che avevano visto in lui una grande possibilità, e da qui è diventato quello che ecco, anche questo è un altro elemento da mettere secondo me in risalto. Questo tipo di successi accadono in una relazione che vede di fronte a una persona, un giovane in quel momento, una grande possibilità, e lui ha avuto la grande capacità di fidarsi. Ecco, l'altro elemento è la fiducia, quindi ci sto a quello che tu mi suggerisci. Allora questo per esempio è un modo in cui anche noi come ITS vogliamo essere e vogliamo porci nei confronti dei nostri studenti, in qualche modo di tentare di avere sguardi che possano far percepire in loro una grande possibilità e dire: vai avanti, fidati, buttati fino in fondo senza paura. Ci tenevo a fare questa precisazione, così abbiamo dato un po' il contesto dell'ITS. Adesso passiamo un po' al fulcro della nostra chiacchierata, che sono le mitiche challenge, che sono delle sfide. Io ti sfiderò a fare delle cose. Mamma mia. Sì. La prima si chiama grandi verità o falsi miti. Ok, quindi ti dirò una serie di concetti attinenti magari proprio al mondo chiaramente della formazione o comunque del lavoro, e tu mi dirai se per te sono grandi verità o falsi miti e mi giustificherai brevemente perché. Pronto? Più o meno. Vabbè, ok. Se si lavora sodo, il successo è garantito. Grande verità o falso mito? Allora, secondo me è una grande verità, ma come tutte le cose hanno dei punti in qualche modo di attenzione. Il lavoro e l'impegno non è il lavoro messo solo in termini quantitativi, non è una quantità di tempo, ma è una attenzione, un'energia, una concentrazione rispetto a un obiettivo da raggiungere. E questo, secondo me, è davvero una grande verità, cioè è attraverso la fatica, attraverso il lavoro, attraverso anche gli insuccessi che si raggiungono gli obiettivi, e non bisogna spaventarsi, bisogna dedicarsi a questo. E ti leghi al secondo, che è: fare errori porta al fallimento. Grande verità o falso mito? Beh, questo è un falso mito assolutamente, cioè l'errore è parte integrante di un processo di crescita e di educazione, aggiungerei. Io ho in mente, ma tutti noi abbiamo iniziato a probabilmente correre in bicicletta e abbiamo imparato a correre quando siamo caduti. Da quel momento abbiamo capito ciò che non bisogna fare. Quando noi diciamo a un bambino non toccare perché lì ti bruci, questa cosa accade quando lui si sarà bruciato. Certo. Poi capirà che non lo tocca. Cioè l'esperienza, e quindi il fallimento, è parte integrante di un processo di crescita, e tutti noi siamo parte di questo. E ecco, l'elemento semmai da mettere in risalto è che non deve essere appunto figlio di un insuccesso, quindi non riesco. No, è parte integrante della tua crescita. Fai le esperienze, non aver paura, e se cadi ti rialzi. Un saggio diceva: non c'è errore, c'è solo esperienza. Non c'è dubbio. Imparare sul campo serve più che studiare.
Allora, qui entriamo su logiche diverse, ciascuno di noi ha metodi di apprendimento diversi, induttivi, deduttivi. Io credo molto nel fare e in progressioni successive, quindi nell'imparare sul campo. Questo è forse anche il mio processo in qualche modo culturale che mi porta a dire queste cose. Quindi io credo che essere a fianco a un maestro, imparare, provare, diventa formativo in sé e quindi non può non esserci, diversamente non si raggiungono gli obiettivi. Credo che chi spesso è dentro una isola felice, in qualche modo di studio, ma finché non tocca con mano delle cose, rimane un punto di obiettivo non pienamente raggiunto. Il settore digitale è tra i più richiesti nel mercato del lavoro. Grande verità o falso mito? È una grandissima verità, abbiamo una transizione digitale enorme in atto, abbiamo gap digitali enormi, specialmente nella mia generazione o diversamente dai giovani che invece sono pienamente coinvolti in questo processo digitale, ma spesso magari c'è un bisogno di governarla. Quindi da un lato c'è bisogno di figure che sappiano agire in modo sapiente di fronte alla trasformazione digitale in atto e quindi uno dei punti di attenzione che le scuole e la nostra realtà, il nostro ITS si pone è quello di governare questo processo dando competenze specifiche ma sapendo giudicare bene quello che è il processo di trasformazione che sta accadendo. Ultima, che forse è un po' la più tricky ma su cui tu fai appunto chiarezza, università o ITS? Devo scegliere, non posso fare entrambi i percorsi. Beh, intanto l'ipotesi di fare entrambi perché dopo l'ITS uno potrebbe anche proseguire in un percorso accademico e spesso questa è una cosa che sta emergendo con forza. Per esempio l'ITS ha raggiunto un ottimo accordo o condivisione o processo di piani di studio condivisi con l'università permettendo la prosecuzione di studi. Certo, l'ITS è un ambito tecnologico professionale, quindi ha un approccio nel fare e laboratoriale. L'università è più legata a concetti scientifici e accademici. La simbiosi delle due è la soluzione. L'utopia che ho di fronte è che le esperienze applicative e laboratoriali dell'università potrebbero essere fatte con ITS in ITS e quindi in una sinergia vincente di due percorsi propri ma che hanno dei grandi touch possibili e quindi ecco questo sarebbe chissà se ci arriveremo. Certo, però è un punto d'arrivo. Grazie Stefano, è una challenge in teoria, quindi sono loro che decidono se l'hai superata. Oddio. Non so, cosa dite ragazzi? Volete mettervi contro il vostro direttore generale? No, quindi hai vinto Stefano, dai. Qualcuno ha detto no, ho sentito in fondo no. No, ho sentito male io. Senti, Elisa hai detto no tu? Io... Non ci sei tu Lisa, sei fuori dalle serie. Senti Stefano, dato che l'hai un po' accennato, io passerei al tema, anche per fare chiarezza per chi ci guarda, della riforma Valditara. E quindi cercando un po' di spiegarle, il cosiddetto 4+2, no? Quindi 4 anni di un istituto superiore e poi si può direttamente accedere ai 2 anni dell'ITS. Una novità importante, quindi perché tendenzialmente un ragazzo a 20 anni di colpo si potrebbe già affacciare al mondo del lavoro con tanti strumenti in suo possesso. Tu che ne pensi? Allora, io penso che sia una strada in qualche modo, direi assolutamente pertinente, giusta, una visione corretta, non è alternativa a nulla, nel senso che è un altro canale che si affianca a ciò che esiste, le scuole superiori, cioè i percorsi superiori in essere, e questo è un percorso a latere. Da un lato si pone in un traguardo quadriennale, cioè assieme ad altre sperimentazioni in atto a livello nazionale, guarda un po' il modello europeo, nord europeo, dove tu arrivi al diploma nel quadriennio, poi di scuola superiore, e per contro guarda un canale diretto verso quell'area professionalizzante che è l'ITS. Quindi un percorso che è appunto definito 4+2, lo potremmo guardare anche come 6, un percorso su 6 anni che porta a formare tecnici superiori in un processo accelerato. Quindi lo vedo positivamente e dà una possibilità aggiuntiva a ciascuno rispetto alle proprie attitudini, ai propri desideri. Quindi non impedisce e non è
diciamo, sostitutivo di nulla di ciò che oggi è già come proposta. Ecco, mi verrebbe da dire che anche il linguaggio, diciamo, delle proposte scolastiche, formative in essere si sta ampliando, cercando di andare incontro alla eterogeneità e complessità di una società moderna che ha bisogno di tante proposte che non sono solo passerelle tra sistemi, ma che sono, diciamo, ordini propri definiti. È un mondo che sta cambiando in fretta e quindi anche gli enti di formazione devono adeguarsi a tutto questo, no? A me aveva colpito prima dal pubblico, c'è Riccardo che ha fatto 2 corsi di ITS, no? Quindi insomma è già un qualcosa che è in atto. Però ti chiedo a questo punto, tu che ci lavori dentro e che quindi hai a che fare con magari tante persone che vogliono avere maggiori informazioni, qual è a tuo avviso il fraintendimento più comune che si ha sul mondo degli ITS? Se c'è a tuo avviso. No, c'è, intanto è un mondo ancora meno conosciuto perché è tutto dentro questa complessità di cose che abbiamo avuto modo adesso di così velocemente di affrontare, ma che richiederebbe degli approfondimenti. Quindi spesso i modi in cui noi comunichiamo alle famiglie, alla società, sono dentro tecnicalità che non vengono capite. Partiamo dall'acronimo. ITS sembra di essere, ho già fatto la scuola superiore, mi rispondono al culo. No, ma è un'altra cosa, e già introducendo questo inizia davvero ad addentrarmi in una competenza. Quindi innanzitutto le terminologie, il concetto di istituto, gli acronimi non aiutano. Poi è un mondo poco conosciuto nonostante i grandi investimenti fatti, e aggiungerei anche uno degli ostacoli è il modo in cui noi ci comunichiamo. Quindi abbiamo bisogno probabilmente di usare linguaggi semplici per rappresentare quello che a un ragazzo che vai all'università ha inquadrato in modo chiaro che cos'è, magari non ha fatto la sua scelta di quale facoltà, eccetera, però ha capito che se parlo di ITS è spaesato. L'esperienza, il tempo aggiungerà anche questo. Molti inizieranno a capire perché lo ha fatto i loro amici, i loro genitori, e pian pianino questa cosa nel tempo avrà. Quindi il fattore è sicuramente terminologie e modi di comunicazione, ma anche un tempo che deve passare perché questa cosa sia facilmente compresa nella sua forza. E assimilata, sono d'accordo. Ok, è il momento della seconda challenge, la seconda sfida. Quella, se vogliamo, anche più scenografica di tutte, perché si chiama Red Flag e Green Flag. Tu sai che cos'è, Stefano, una red flag? La bandiera rossa. Certo, però significa anche altro, cioè è un campanello d'allarme, no? Certo. Diciamo, nel linguaggio comune viene considerata proprio una cosa da non fare. Al contrario, la green flag è un comportamento bene. Esatto. Allora, io ti do una bandiera rossa e una bandiera verde. Devi solo stare attento ad alzare quella giusta, perché sennò poi esatto. A destra? Decidi tu. Vabbè, teniamo così. Ok. Adesso io ti dirò dei concetti che, diciamo, afferiscono al grande mondo degli ITS, e tu mi dovrai dire per ogni concetto se per te è red flag o green flag. In situazione di riposo rimango così? Se sei comodo, sì. Posso essere autonomo. Come preferisci. Questo è it's up to you. Quindi, bene. pronto? Ok, vai. Un ITS dove un'azienda partner offre stage ma non reali prospettive di assunzione. Red flag. Perché? Perché il mondo imprenditoriale e le aziende devono essere parte di un processo di apprendimento e formativo. Devono essere quasi aggiungerei il termine coformatori, devono entrare a bordo in questa avventura, perché il processo di formazione di un ragazzo, di un giovane, è un processo di team, di comunità, e lo si fa insieme. E quindi un atteggiamento passivo, che per carità può essere un inizio, non è assolutamente sufficiente. Un ITS dove un docente ha grande esperienza teorica ma nessuna pratica sul campo. Red flag o green flag? Red flag. Perché? Perché di nuovo l'ITS, essendo un laboratorio professionale, ha bisogno di esperienze, e quindi non parliamo di concetti, parliamo di fare, di mettersi in azione. Ecco, l'altra parola è mettersi in azione, e mettersi in azione di nuovo è un'azione, ci si mette in azione insieme, cioè lo studente si mette in azione ma attraverso un'esperienza che, attraverso giusti metodi e processi, il docente deve trasferire, quindi ha bisogno di avere un'esperienza propria. Un ITS dove non si perde tempo ad ascoltare il territorio perché sappiamo già cosa serve.
Red flag o green flag? Red flag. Red flag e mi chiedo la verde se avrà spazio. Vedrai che arriva. Ma no, ma certo, di nuovo in questa comunità, diciamo, formativa ampia, il territorio va ascoltato. Oggi abbiamo bisogno di tutti concorrere per un obiettivo, quindi va ascoltato nelle istituzioni, nelle imprese, in tutti gli stakeholder che possono contribuire a portare una visione e a performare rispetto al prodotto formativo che ITS propone. Quindi assolutamente sì, il territorio va ascoltato. Un ITS dove non si usano metodologie didattiche innovative. Dove non si usano. No, l'innovazione. Ma chi è che l'ha scritta queste domande? Ragazzi, ma l'innovazione veramente. è certamente. Allora, qui da un lato l'innovazione tecnologica, che forse magari più di altri contesti ci coinvolge, ma l'innovazione è nella pedagogia dell'apprendimento, quindi metodi, approcci, linguaggi, una grammatica propria che oggi le nuove generazioni, la società moderna ha bisogno, quindi il modo in cui si insegnava alla mia generazione non può essere replicato oggi con la solita insegnante che tutti noi ricordiamo, tutta impettita, che si è sempre fatto così. No, c'è bisogno di un approccio nuovo, di contesti, di metodi, e quindi assolutamente red flag. Mi avevi chiesto una green flag se non sbaglio, ma non voglio influenzarti. Un ITS dove didattica e formazione lavorano a stretto contatto per immettere lo studente nel mondo del lavoro. Adesso siamo alla verde, anche questa fa parte tutto di questa comunità complessiva dove l'esperienza, prima l'abbiamo citato, di un esperto, di una persona che possa trasferire ciò che lui è. In passato erano i maestri che avevano bisogno di avere a fianco l'apprendista, cioè la persona che... Ecco, quindi il maestro, attraverso però giustamente anche metodi didattici propri, perché la didattica, per sua definizione, è una sequenza di azioni che porta a un apprendimento, e quindi non può essere ti racconto una storia che è un inizio, ma ci deve essere di più. Perfetto, Stefano, puoi darmi le bandierine? Io mi sentirei di dire che l'ha superata la challenge. Voi cosa dite? Insomma, che omertà comunque, Stefano. Sì, secondo me sono sì. troppo buoni. Ecco, forse questa è una soft skill che non hanno ancora. No, bisogna lavorarci. Anche da Rambo mi aspetto che non abbia la paura di dire no. Ma tra un po' lo facciamo sparare, Rambo, non preoccuparti. Guarda, io volevo partire da tutte queste riflessioni che abbiamo fatto, da tutte queste bandierine e chiederti, io credo che l'ITS Mario Volpato, io insomma ho la fortuna di collaborarci, vedo l'importanza che date nel creare un contesto di comunità educante nei confronti, diciamo, delle nuove generazioni. E quindi ti chiedo, secondo te, qual è la responsabilità più grande oggi che avete come ITS nei confronti dei giovani? Mamma mia, un domandone. Domandone questo. Questo è un domandone grande, è la responsabilità proprio di chi è inserito in un processo, diciamo, educativo che io lo faccio per lavoro da tanti anni e tante persone che sono con me da altrettanti anni, e quindi è una grande responsabilità proprio nella logica che tutti noi concorriamo alla crescita di una società organizzata e moderna, e quindi ciascuno deve fare la propria parte, la scuola, il sistema quindi scolastico, quindi l'ITS lo inglobo in tutto questo, la famiglia, la società civile. E quindi una grande responsabilità oggi, perché il successo che spesso magari noi portiamo in risalto e ci fregiamo, ma anche l'insuccesso ci chiama con forza in questo ambito. Ad esempio ITS ha introdotto un, diciamo, dipartimento proprio per affrontare un fenomeno che magari nel bambino, nell'adolescente è quasi dato per scontato ormai, quindi se ho difficoltà di apprendimento mi aspetto in modo naturale che alle scuole primarie possa essere affrontato, ma nell'adulto o nel ragazzo che ha finito un percorso di scuole superiori, cioè, quindi la risposta è un problema tuo, o ce la fai, ecco, credo che questo non sia un senso, un esercizio di responsabilità fino in fondo, e ci interroga. Noi ci siamo interrogati e cerchiamo di dare una risposta in un processo in qualche modo di
sguardo, innanzitutto, di profilazione, definizione, di supporto a tutte quelle processi di difficoltà o anche più gravi che possono avere anche una chance in questo senso, partendo dal presupposto che spesso le difficoltà sono di apprendimento, quindi nell'apprendere, non nell'agire. Magari agiscono, e ne abbiamo visti tanti casi, molto meglio di noi. Quindi abbiamo la responsabilità di portare un apprendimento, compensato e comunque supportato, accompagnato, perché l'azione poi che accadrà sarà magari migliore di quello che io mi aspetto. E aggiungo che di questa tematica ne parleremo anche durante il nostro festival Digital Artifacts in dei talk con formatori e psicologi. Ma allora, è arrivato il momento delle domande dal pubblico. Ecco. Quindi c'è il nostro amico Rambo dal pubblico che ha una domanda pronta per te, Stefano. Innanzitutto ciao a tutti, anche al pubblico da casa. Bravissimo. E allora, noi in ITS abbiamo scelto un percorso tra gli 8 che erano disponibili. Ovviamente noi quest'anno, che è il nostro ultimo anno, usciamo e siamo specializzati in un qualcosa. Secondo te, da qua a 5 anni, ci saranno nuovi corsi e quindi nuove figure che usciranno specializzate in quello? Se sì, quale potrebbe essere la prima? Allora, intanto voi uscite con una formazione che oggi avete ricevuto, che in questi 2 anni avete ricevuto, ma che vi, diciamo così, impone una continuità. Oggi siamo in un mondo in un'evoluzione talmente veloce che la formazione cosiddetta permanente è qualcosa che noi dobbiamo culturalmente accettare ed affrontarla. Quindi mi aspetto, ad esempio, che ciascuno di voi possa specializzarsi, andare ad affrontare, anche a riqualificarsi qualora intraveda una passione nuova emergere negli anni a venire. Per contro, il sistema ITS, in questo sguardo di dove sta andando il mondo del digitale, è chiamato a guardarlo e a cercare di interpretarlo in quello che è un processo di trasformazione che corre velocissimo, e quelle che potrebbero essere le professioni dei prossimi anni. Non so se ci azzecchiamo. In questo senso è una comunità d'insieme che ci dà questo sguardo. Oggi tutti i fenomeni di intelligenza artificiale sono oggi in grande attenzione. Noi abbiamo una proposta molto ampia, ma intelligenza artificiale è uno strumento che si applica a tanto e a tutto. E quindi cosa significa concretamente? Ecco, questo lo stiamo tentando di esplorare per dare anche in qualche modo un supporto al mondo, direi imprenditoriale, ma in realtà la pubblica amministrazione e la società nel suo insieme, perché questo strumento sia seguito, sia affrontato, sia usato come tale e per non farci dominare. E questa è una grande complessità anche culturale che noi dobbiamo affrontare. Insomma. Grazie. Qualche altra domanda dal pubblico, ragazzi? C'è la voglia di esplorare qualche concetto? Siete contenti così? Qualche critica, Sì, dai. non so, cioè è il momento giusto per fargliela, Stefano, dato che siete così vis-à-vis. Sì. Io mi impegno a non ricordare i vostri nomi. Va tutto bene, funziona tutto a meraviglia, perfetto, nessun problema. Allora, no, grazie Rambo per la bella domanda, e penso che Stefano tu abbia fatto anche molta chiarezza sul tema. E siamo arrivati purtroppo alla fine di questa nostra chiacchierata, però non significa che abbiamo finito di metterti alla prova. C'è un'ultima piccola challenge, che forse è anche la più difficile di tutti. Sportivo, salto Olimpiadi, quindi salto in Ti piace? No, è ancora più difficile, nel senso che in 30 secondi, un piccolo pensiero, immagina di rivolgerti non tanto a chi magari ha già capito che percorso fare o che cosa vuole fare da grande, ma a chi oggi si sente magari uno studente che si sente in ritardo, perso o fuori posto rispetto agli altri. No? Può capitare, no? Ti guardi attorno e hai come la sensazione che gli altri sono più bravi di te e tu non sai ancora cosa vuoi. Che consiglio ti sentiresti di dare a questa persona? Intanto di esplicitarlo e di confrontarsi sia con i compagni ma anche con le figure che sono accanto, quindi coordinatori, tutto, cioè le figure che all'interno di ITS hanno il compito proprio di favorire processi di apprendimento. ITS è in questo senso disponibile, a disposizione, ed è parte di questa responsabilità più grande per creare diciamo occasioni di rinforzo, di supporto, di apprendimento in qualche modo, chiamiamolo anche personalizzato. Lo stiamo già facendo in alcune circostanze dove, per esempio,
accade spesso che i livelli di ingresso dei ragazzi siano diversi, sono percorsi che hanno fatto magari un istituto tecnico, quindi hanno già dei prerequisiti strutturati sulla tecnologia, altri che vengono da percorsi diversi, liceali, anche il liceo classico, e quindi magari hanno più difficoltà. Noi mettiamo a disposizione dei pacchetti di ore e dei moduli proprio per affrontare, riprendere o da approfondire o creare i presupposti perché il modulo possa essere efficacemente affrontato per coloro che ne richiedono e hanno bisogno. Quindi qual è il consiglio? Che lo dicano, che alzano la mano, siamo qui per questi, è una responsabilità che vogliamo esercitare. Stefano, grazie mille Grazie per essere stato qui con noi oggi e averci raccontato il tuo percorso e il tuo punto di vista su tutte queste tematiche. Grazie anche ai nostri ragazzi dell'ITS Digital Academy Mario Volpato. È il momento dell'applauso. Fantastico. E a Confindustria Veneto Est che ci ha supportati nella produzione di queste Posso fare un saluto? Posso fare un ringraziamento? Certo che puoi. Il consiglio di amministrazione di ITS Digital Academy Mario Volpato e il suo presidente Alberto Zanatta voleva appunto portare un saluto a tutti voi e anche ringraziare di questa occasione. Era informato e in qualche modo apprezza tantissimo questa circostanza, quindi un saluto da parte di Alberto Zanatta e tutto il consiglio di amministrazione. Grazie Presidente, e io vi ricordo che Crafting Connections è il video podcast di Padova Stories e Digital Artifacts, il festival delle professioni del futuro del nostro territorio, che si terrà il 27 e il 28 marzo al Centro Culturale San Gaetano, in collaborazione con il Comune di Padova, la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Cosa troverete? Un palinsesto ricco di talk, live expo, di progetti scuola e di tanto network tra studenti e aziende. Per il programma completo andate sul nostro sito Digital Artifacts e su Instagram. A me non resta che dirvi che se vi è piaciuta questa chiacchierata che ho fatto con Stefano oggi, andate sul canale YouTube di Padova Stories per vedere tutte le altre puntate della seconda stagione di Crafting Connection e soprattutto seguite il canale per i prossimi episodi. Ciao!